affettuoso saluto, vi abbiamo già mandato le prime foto della sala con un riscontro più che positivo da parte sua, ci augura buon lavoro, così come ci augura buon lavoro Ignazio La Russa, nostro amico e dirigente nazionale del partito, Francesco Lollobrigida, capogruppo della Camera dei Deputati, Giovanni Donzelli, che è il responsabile nazionale dell'organizzazione, e tutti i dirigenti nazionali di Fratelli d'Italia. Partiamo con i nostri lavori. Noi abbiamo obiettivi ben chiari, come vi dicevo. Noi abbiamo, poi li affronteremo anche nel merito. Io ho creato, non appena mi è stato affidato il compito da Giorgia Meloni di coordinare il partito in Veneto, io ho voluto creare subito delle consulte tematiche regionali. Cosa sono le consulte tematiche? Sono delle consulte che hanno il compito di elaborare dal punto di vista tecnico le posizioni che poi verranno sottoposte al partito e che il partito farà suo, in modo tale da fare in modo che, se si parla di sanità, noi abbiamo dei medici che affrontano il problema, se si parla di edilizia avremo delle persone competenti. Qual è il male del nostro paese? Che troppo spesso nel nostro paese si mandano i medici a costruire le case, i muratori a curare le persone. Allora questo comporta a volte delle risposte che non sempre sono adeguate alle esigenze del territorio. Noi invece facciamo in modo che, se dobbiamo parlare di sanità, abbiamo qualcuno di esperto di sanità. Se dobbiamo parlare di giustizia, abbiamo qualcuno che è esperto di giustizia, in modo tale da poter affrontare le questioni con cognizione di causa, per fare in modo da riuscire poi a trovare, non solo a evidenziare le carenze del nostro paese, ma a trovare anche delle soluzioni che noi proponiamo con competenza e con coerenza. Noi su alcune cose che noi riteniamo prioritarie, no? La sicurezza, la legalità, la sanità, il sociale, la famiglia, il lavoro, l'economia, il turismo, le imprese, le infrastrutture, l'ambiente, il territorio, sono tutte per noi priorità, non le uniche ma le principali, per le quali noi abbiamo delle idee e ci presenteremo alle prossime scadenze elettorali con delle idee ben precise su queste tematiche, in modo tale che i cittadini sapranno come la pensiamo, senza infingimenti, con chiarezza, come la pensiamo su queste tematiche, in modo tale che si capisca qual è la posizione di Fratelli d'Italia, perché votare per Fratelli d'Italia non è la stessa cosa che votare per un altro partito o per un partito del centrodestra. Noi abbiamo valori ed ideali che ci contraddistinguono e che noi riteniamo non siano negoziabili. Lo dico con forza, perché l'abbiamo dimostrato nel tempo, lo diciamo anche ai nostri alleati, proprio con senso di realtà, che su alcune questioni, per quel che ci riguarda, non si transige. Sull'onestà, sul rispetto della legalità, sul rispetto di quella che noi riteniamo l'unica famiglia possibile, che è la famiglia naturale, che è quella che nasce dall'unione tra uomo e donna e dell'eventuale frutto del loro amore. Su alcune questioni che noi riteniamo dei punti fermi, noi diciamo da prima, con coerenza, con lealtà ai nostri alleati: guardate che su queste cose non si transige, noi non ammettiamo che sulla questione della onestà, della correttezza, della legalità si possa pensare che sì, va bene, sono affermazioni di carattere generale, dopodiché quando si tratta di andare nel merito delle questioni si può anche, diciamo così, far finta di girarsi dall'altra parte. La mia storia personale e quella di molti di voi hanno dimostrato che quando ci si trova di fronte al bivio e si è chiamati a scegliere o la via più conveniente o quella più giusta, noi abbiamo sempre scelto la più giusta, anche se questo ci può comportare dei rischi a livello personale e a livello politico. Insomma, io credo sia nota la mia storia e quello che mi è capitato durante il mio percorso politico. Eppure, a differenza di quello che è capitato per alcuni che io avevo individuato come artefici del malaffare in Veneto, mentre io sono ancora qui con la fedina penale perfettamente pulita e a testa alta a rivolgermi a voi, qualcuno di quei soggetti, quando va in giro per il suo paese o altri paesi, deve andare prima a comprare un chilo di pane, poi il pane lo mette da parte, usa il sacchetto di carta, fa 2 buchi, se lo mette in testa, perché altrimenti corre il rischio di essere preso a male parole nella migliore delle ipotesi.
Anche questo è segno di coerenza e vogliamo continuare a farlo. Altri nostri amministratori, poi ne sentiremo alcuni parlare, hanno messo a repentaglio la loro posizione all'interno delle istituzioni per coerenza e per aver difeso senza paura i loro ideali e quei valori che ci contraddistinguono. Questa è Fratelli d'Italia. E chi entra nel nostro partito, e noi non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, noi abbiamo detto a tutti: non ci interessa da dove venite, a noi interessa se volete condividere il nostro progetto politico e se volete aiutarci a realizzarlo. Quindi qui non ci sono nel nostro partito chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo, chi viene da un partito, chi viene da un altro. Non c'è differenza alcuna. Certo, noi sappiamo quanto difficile è stato mettere i primi mattoni per la costruzione della casa comune, ma chi entra in Fratelli d'Italia, lo dico a chi è già venuto e chi verrà, chi entra in Fratelli d'Italia non deve sentirsi ospite in casa d'altri, ma deve sentire Fratelli d'Italia come casa sua. Questo lo diciamo con grande determinazione perché vogliamo che si sappia che nel nostro partito abbiamo delle regole, chiunque può entrare nel nostro partito nel rispetto delle regole. Quindi se si rispettano le regole, benvenuti, noi siamo qui ad aprire non solo le porte ma anche a spalancare le nostre braccia per fare in modo che si capisca qual è la nostra posizione e con quali, oltre che le priorità, come ci presentiamo alle prossime scadenze elettorali. Noi abbiamo fatto un lavoro importante a tutti i livelli e l'abbiamo fatto anche in regione, stiamo parlando delle regionali, io sono il capogruppo in Regione del Veneto di Fratelli d'Italia e abbiamo fatto in questa parte importante della legislatura, abbiamo fatto diverse cose, anche se io ho affrontato questa battaglia perché purtroppo io sono l'unico eletto in questa legislatura, sono stato l'unico eletto per Fratelli d'Italia, ma nella prossima legislatura poi vi farò vedere, non vi voglio tediare nello specifico del lavoro che ho fatto io in qualità di rappresentante di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, però lo scorriamo velocissimamente, guardate. 56 mozioni, 14 interrogazioni e risposta immediata, 54 interrogazioni e risposta scritta, 20 progetti di legge regionale, 3 risoluzioni, 8 progetti di legge statale, in ordine del giorno nei vari lavoro e formazione. Poi chi vorrà nel merito ve lo faremo vedere. Minori, torno indietro un po', su e giù, come diceva Vincenzo. No, andiamo adesso sulla questione minori. E guardate, quando noi, no, torna indietro qua, fermo lì, ti dico io quando girare. Allora, guardate, noi abbiamo combattuto delle battaglie importanti e continuiamo a combattere proprio per fare in modo che si capisca qual è la nostra posizione per quanto riguarda la tutela dei minori, la violenza sui minori e sulle donne, no? E allora abbiamo detto in modo molto chiaro, guardate che su queste cose qua noi non è che ci adeguiamo alle mode, non è che ci adeguiamo alle mode di coloro che vorrebbero nelle nostre scuole propagandare la teoria gender o ideologia gender, per fare in modo da insegnare ai nostri bambini, spesso a nostra insaputa, quella teoria che dice che le persone nascono biologicamente maschi o femmina, ma poi una volta nate possono decidere autonomamente se essere uomini o donne, una delle 49 variabili possibili, perché c'è una serie di soggetti, per dire questo ormai si dice che è di moda. Noi non siamo di moda, così come non siamo di moda pensando che la famiglia sia qualsiasi aggregazione casuale di soggetti che si vogliono bene, magari anche dello stesso sesso, e che dicono, siccome ci vogliamo bene, noi siamo una famiglia. No, famiglia per noi è solo la famiglia naturale, quella che nasce dall'unione tra un uomo e una donna. Se ci dicono che siamo retrogradi, siamo orgogliosamente retrogradi. Se ci dicono che siamo all'antica, siamo orgogliosamente all'antica, perché su queste cose noi non transigiamo. Queste le cose che abbiamo fatto, tante altre, potete vedere nel merito, le pubblicheremo. L'ultima cosa per quanto riguarda le cose oscene che sono accadute nei giorni scorsi, no? Nella Romagna, sapete, no? Che riguardano i minori, quando dei soggetti che sono inqualificabili hanno strappato, Dio sa in quante altre occasioni è successo, e magari non solo in Emilia Romagna. Io ho presentato una mozione in Consiglio regionale per fare in modo che venga istituita una commissione d'inchiesta per andare a verificare come vengono trattati i minori e come si gestisce la questione degli affidi.
per evitare che quello che è successo in Emilia Romagna magari succeda anche qui o in altre parti d'Italia. Vai, Eleonora. Sicurezza e immigrazione. Più volte siamo intervenuti per fare tutte le forze dell'ordine con strumenti di solidarietà, il famoso taser che adesso è stato approvato dal governo. Siamo stati premonitori, diventa girare i luoghi pubblici con il volto coperto. Chi viene nel nostro paese sa che nei luoghi pubblici aperti al pubblico, a casa sua fa quello che vuole, si può vestire da mago Zurlio, fatta turchina, può fare quello che vuole, non c'è nessun problema, a casa sua uno fa, ma quando uno gira in pubblico, nei luoghi aperti al pubblico, deve girare a volto scoperto, questo per fare in modo che si capisca la sua identità, e non c'entra nulla il fatto che in base alla propria religione uno gira con qualsiasi tipo di indumento che possa travisare il volto, quindi l'identità delle persone. Nel nostro paese le leggi sono queste, noi siamo per l'accoglienza nei limiti delle nostre capacità, ma chi viene nel nostro paese sa che prima di vantare diritti ha il dovere di rispettare le nostre leggi, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione, la nostra religione, perché o fa questo e quindi viene qua rispettando tutte queste cose, altrimenti se ne stia a casa sua. Non siamo stati noi a chiedere loro di venire qua per fare in modo da dirci che a loro non piacciono le nostre leggi, non piace il nostro paese, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Noi siamo per l'accoglienza, sapete, insomma siamo un paese fin troppo accogliente per certi aspetti, però prima di rivendicare diritti devono sapere che ci sono dei doveri. Quindi abbiamo fatto in modo una serie di iniziative per fare in modo che si possa capire qual è la nostra posizione. Avanti ancora sulle banche. Sulla questione delle banche, sapete la situazione che è accaduta purtroppo nella nostra regione in particolar modo, non solo nella nostra regione, sulla questione del crack delle banche popolari. Io voglio ringraziare, io vedo qui in sala delle persone, anche dei giornalisti coraggiosi, che hanno affrontato la questione del crack delle popolari senza temere le ritorsioni da parte di poteri forti. Io in regione sono intervenuto in più occasioni dicendo che in un paese civile, se fosse successo quello che è successo qui da noi, una volta accertate le responsabilità di coloro che hanno portato sul lastrico più di 200.000 risparmiatori, se fosse successo in un altro paese, una volta accertate le responsabilità, i responsabili sarebbero stati ammanettati, i loro beni sequestrati e usati per risarcire almeno in parte coloro che sono stati truffati. Noi speriamo nella giustizia, speriamo che si faccia presto e bene, però è altrettanto vero, io ho fatto parte di tutte e due le commissioni d'inchiesta sui gravi fatti accaduti a seguito del crack delle banche popolari, e ho avuto delle testimonianze agghiaccianti. Persone che hanno perso tutti i loro risparmi, non hanno perso 1 milione dei tanti milioni di euro che hanno usato per fare speculazione, ma gente che credendo nel responsabile della filiale della banca ha dato tutti i propri risparmi e si trova senza neppure i soldi per potersi comprare le medicine. Per dire ora chi ha portato tanta gente in questa situazione, e che è solo una parte, attenzione, la punta dell'iceberg, perché adesso c'è anche tutta la parte che deve venire relativa a tantissimi che hanno avuto delle esposizioni bancarie e adesso i crediti sono stati ceduti a società terze, le quali vanno a chiedere rientro delle esposizioni bancarie. Avremo migliaia e migliaia di imprese che saranno costrette a chiudere per effetto della richiesta di rientro, con conseguenze devastanti dal punto di vista economico e dal punto di vista occupazionale. E ora su questo io ringrazio anche chi non si è assoggettato alla stampa di regime e è andato controcorrente e ci ha dato una mano per fare in modo da evidenziare alcune anomalie, chiamiamole così, sia da parte di chi ha amministrato queste banche, sia da parte di coloro che dovevano controllare e non lo hanno fatto o non lo hanno fatto in maniera adeguata. Onore a chi ha combattuto questa battaglia e la continua a combattere, perché abbiamo di fronte a delle persone disperate, alcuni di questi si sono suicidati, altri lo possono fare, non possiamo lasciarli soli. E i nostri interventi in regione hanno fatto in modo da tenere i riflettori puntati, perché non si dimentichino tante persone che sono state travolte dal crack delle banche popolari.
Avanti ancora? Libertà di informazione, economia e sviluppo, andiamo veloci perché altrimenti ambiente, territorio e fauna, ancora tante iniziative, agricoltura, famiglia sociale, in difesa della famiglia naturale, la marcia nazionale per la vita, non si è consentito registrare un bambino come figlio di 2 padri e 2 madri, anche questa ne esisteva. Il test antidroga per eletti nominati nelle istituzioni. Io ho presentato una mozione fatta approvare a larga maggioranza, non con poche contrarietà, perché dico, scusate, ma uno che fa l'amministratore pubblico avrà pure il dovere di dimostrare se è affidabile o non è affidabile, se è sempre lucido. Lui e Regione approviamo provvedimenti dai quali dipendono migliaia, anzi milioni di cittadini, dipendono decine e decine di migliaia di imprese. Ritengo sia giusto che quando uno è chiamato a amministrare la cosa pubblica sia responsabile di quello che fa, e quindi ho presentato e fatto approvare una mozione che prevede il test antidroga per tutti gli eletti, tutti i nominati. Se uno fa l'assessore regionale, fa il consigliere regionale e quindi è chiamato a decidere per il futuro degli altri, è giusto che dimostri di essere. Dopodiché uno lo può fare e l'abbiamo fatto volontario, dovrebbe essere obbligatorio, ma l'abbiamo fatto volontario. Ho fatto anche l'esempio a chi era molto contrario a questo tipo di ipotesi, chissà perché. Ho detto chiaramente, ma voi scusate, se sapete che dovete prendere un aereo e sapete che il pilota è un cocainomane, cioè, ci salite volentieri su quell'aereo, oppure può darsi anche che lo facciate, però diventa importante che voi sappiate che quello là è un cocainomane, in modo tale che scegliete voi se salire o non salire su quell'aereo. Quindi sarà importante che gli elettori sappiano che quelli che vanno ad amministrare la cosa pubblica, se sono sempre lucidi o qualche volta magari hanno qualche strano volo nei loro occhi. Questo è quanto, vedete, le tutele dato alla maternità, tutele del diritto alla vita e via sociale. Adesso andiamo veloci, ancora famiglia sociale, sanità, caccia e pesca, non poteva che esserci anche caccia e pesca, avanti ancora velocemente. No, non è tutto su caccia e pesca, rappresenta il 3% del mio lavoro, statisticamente il 3% del mio lavoro in regione, anche se non mi tolgo l'etichetta del cacciatore, anzi sono orgoglioso di essere un cittadino della Serie A. Perché dico cittadino della Serie A? Perché chi è portatore d'arma deve sempre dimostrare costantemente di essere un cittadino della condotta integerrima, perché altrimenti se uno non ha la condotta integerrima non può avere il porto d'armi. E quindi io mi sento più sicuro vicino a un legale portatore d'armi che non vicino a un delinquente o uno che fa altre cose. Quindi, per dire, siccome sono cittadini di Serie A della fedina penale perfettamente pulita, altrimenti non viene loro rilasciato il porto d'armi, riteniamo anche di affrontare queste tematiche insieme agli altri. 3% del mio lavoro. Giustizia, magistratura onoraria, aspetta, il lavoro nero dell'amministratura onoraria, modifica il codice penale, tutto nel test di integrità come misura a contrastare i fenomeni di corruzione della pubblica amministrazione. Anche questo, la corruzione della pubblica amministrazione è stata ed è una delle battaglie per quel che si riguarda, perché uno che ruba, io rispetto molto di più uno che prende la pistola e va in banca a rubare, piuttosto di uno che in camicia e cravatta ruba nella pubblica amministrazione magari senza alcun rischio di venire scoperto. Chi ruba nella pubblica amministrazione è doppiamente ladro, deve essere perseguito, deve essere condannato. Io sono dell'avviso che uno che è chiamato a amministrare la cosa pubblica, se viene scoperto a mettere in tasca un euro che non è suo, quello per tutta la vita non deve più tornare a fare l'amministratore pubblico. Questo è infrastrutture, appalti, coordinamento interno e via dicendo. Allora, tutta una serie di iniziative che abbiamo fatto e che rappresentano il lavoro che questo l'ho fatto che ero solo in consiglio regionale. Se saremo in 4, 5 o 6 o 7 consigli regionali, pensate a come possiamo moltiplicare il nostro lavoro, ci facciamo anche maggiore coraggio. Questi sono i risultati del gruppo consigliare, però ne abbiamo di importanti anche raggiunti alle ultime elezioni, no? Noi siamo partiti nel 2013 con un risultato delle politiche che era intorno all'1,5%, come Fratelli d'Italia, eravamo appena nati.
Poi alle regionali del 2015 abbiamo avuto un risultato del 2,5% circa, medio in tutte le province. Dopodiché alle politiche del 2018, 4 marzo 2018, abbiamo avuto il 4,4% in Veneto. Alle ultime europee avevo fatto una scommessa con Giorgia Meloni dicendo che avremmo superato il 6% qui in Veneto e che avremmo superato Forza Italia. Non me le vogliono gli amici di Forza Italia, non è che ce l'avessimo con loro, ma per dire la nostra propensione alla crescita. Ho vinto la scommessa assieme alla classe dirigente che ringrazio tutta, perché se questi risultati sono stati conseguiti, questo non è merito mio in qualità, io ho solo il privilegio di coordinare il partito in Veneto, ma il merito è tutto vostro, della classe dirigente di Fratelli d'Italia. Fatevi un applauso perché questo è merito vostro. Allora abbiamo avuto poi il risultato del 6,8% alle ultime elezioni europee, una percentuale che è superiore alla media nazionale, ma siccome l'appetito via mangiando, io non ho fatto un'altra di scommessa con Giorgia Meloni. La scommessa è che alle regionali del 2020 noi supereremo il 10% della regione del Veneto. Aiutatemi per cortesia a vincere questa scommessa. Io non voglio perdere quando scommetto, di conseguenza questo è quanto. Quindi ci presentiamo. Quindi il nostro trend di crescita è costante. Noi non abbiamo picchi improvvisi ai quali possono seguire cadute altrettanto improvvise. La nostra crescita è costante e la gente ci sta premiando anche per la nostra coerenza e noi non abbiamo mai avuto incertezze su dove collocarsi. Con quali regole ci presentiamo? I risultati li abbiamo visti. Con quali regole? C'è una legge regionale che è stata recentemente modificata e che dice chiaramente, lo dico perché dobbiamo già prepararci, cioè noi dobbiamo essere pronti alla battaglia. La composizione del Consiglio regionale, il numero di consigli regionali è determinato in conformità a quanto previsto dallo Statuto della normativa statale nella seguente misura: 49. Sono 49 i consigli regionali che tra maggioranza e opposizione andranno a rappresentare i veneti in Consiglio regionale. Oltre a questi fanno parte del Consiglio regionale il presidente della giunta regionale, cioè della coalizione che vince, e anche il presidente della coalizione che perde, quindi saranno 49 più 2, totale 51 consiglieri. Elettorato attivo, va bene, se è elettorato passivo sappiamo chi va a votare, andiamo ancora avanti, le cause di compatibilità giuste, le cariche di Presidente del Consiglio regionale sono incompatibili con le seguenti cariche: membro di una delle due Camere, membro del Parlamento europeo, ministro o sottosegretario di Stato, giudice ordinario della Corte di Cassazione, componente del Consiglio Superiore di Magistratura, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e via dicendo. Queste sono le incompatibilità, cioè uno non può essere consigliere regionale e anche ricoprire una di queste cariche, giustamente. Incompatibilità tra consiglieri regionali e componenti della giunta. Attenzione, questo è importante perché la carica di componente della giunta regionale è incompatibile con le funzioni di consigliere regionale. Vuol dire che se vengono eletti alcuni consiglieri, se quei consiglieri poi vanno a fare gli assessori, non possono essere contestualmente assessori e anche consiglieri. Vuol dire che l'assessore si sospende dalla carica di consigliere e gli subentra il primo di non eletti. Quindi in teoria per ognuna delle province abbiamo sia la carica di assessore che quello di consigliere. Ovviamente se poi quello viene cacciato dalla giunta e non è che vada a casa, ma torna a fare il consigliere, e colui che gli era subentrato torna fuori dal consiglio. Questa è la regola del consiglio regionale. Avanti ancora. Pluricandidatura: è consentito presentare la propria candidatura in tutte le circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo, cioè uno si può presentare, sono 7 no, le circoscrizioni, 7 sono le province, quindi ognuno si presenta in una provincia, prende i voti in quella provincia, ma si può candidare anche in più province, addirittura in tutte e 7. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono presentare la propria candidatura al Consiglio regionale con un gruppo di liste della coalizione. Ci sono candidati in tutte le circoscrizioni elettorali. Va bene, questo è un tecnicismo. Avanti ancora. Doppia preferenza. Allora, l'elettore può esprimere fino a un massimo di 2 preferenze, ma se ne mette 2, una delle 2 deve essere di sesso diverso, di genere diverso, quindi non può mettere 2 maschi o 2 femmine, deve mettere o solo un maschio o solo una femmina, oppure se ne mette 2, uno dei 2 deve essere un maschio e l'altro una femmina.
pena la cancellazione della seconda preferenza. È chiaro? Avanti ancora? Avanti ancora? Eleonora, passa avanti. Espressione di voto. Si mette la preferenza e per salvare le preferenze succede spessissimo che si metta il voto di, dico uno che non è, che è fuori partita, in questo caso Sergio Berlatto magari viene messo il nome della preferenza vicino a un'altra lista. Abbiamo fatto in modo da salvare quella preferenza, anche se viene messo il nome della preferenza vicino a un simbolo diverso, si salva la preferenza. Avanti ancora. Claudio di sbarramento. Non sono ammesse all'assegnazione di seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più di 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste. 5% si corre da soli, 3% si corre in coalizione. Avanti. Premio di maggioranza. Alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto al carico di Presidente della Giunta regionale spetta il 60% dei seggi attribuiti al Consiglio. Con arrotondamento la cifra decimale più vicina. Se la coalizione ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, conseguiti da tutte le iscrizioni, questi il 40%, se supera il 40% è il 60% dei seggi. Se invece non supera il 40%, spetta il 55% dei seggi. Chiaro? Come premio di maggioranza. Avanti. No, torno indietro. Premio di maggioranza, vedete qui, è chiaro, vedete, la vecchia legge cosa diceva? Se la coalizione superava il 50%, aveva il 60% dei seggi, pari a 29. Le ultime due righe sono la legge attuale, quindi se la coalizione supera il 40% è il 60% dei seggi, pari a 29. Se invece è inferiore al 40% è il 55% dei seggi più 27. A questo si va a sommare il Presidente della Giunta, quindi, o 30, nel caso in cui si supera il 60%, o 28, a seconda dei casi. Questo è in totale, vi dicevo, sono 51. Andiamo avanti perché non vorrei annoiarvi, ma forse riguarda chi è pronto a dare la sua disponibilità per candidarsi a regionali. È importante capire l'attribuzione dei seggi residui, il tecnicismo. Avanti ancora. Qui c'è una simulazione. Ci siamo fatti fare dal Consiglio regionale, dall'ufficio elettorale del Consiglio regionale, una simulazione legata al risultato delle europee. Quindi un risultato già vecchio, perché noi abbiamo preso il 6-8% e siamo stimati attualmente intorno all'8%. Quindi la posizione è già vecchia, però l'unico dato di riferimento era quello più vicino, cioè le europee. Quindi le simulazioni, sia che ci presentiamo tutti assieme, e noi non abbiamo dubbi su dove ci dobbiamo presentare, però dobbiamo simulare una opzione o l'altra. Allora, questo nel caso, cosa separata, cioè ognuno corre da solo. In questo caso la Lega avrebbe 29 seggi più il Presidente 30, il PD 9 seggi più il Presidente perdente che sono 10, a totale 11, i 5 Stelle 4, Fratelli d'Italia 3, Forza Italia 3. Questo nel caso in cui ognuno corre per conto suo. Gira quell'altra. Questa è l'ipotesi in cui invece Lega e Forza Italia corrono assieme e Fratelli d'Italia da sola. PD 11, Fratelli d'Italia 3, come prima. Andiamo avanti ancora, poi vi dico perché ho fatto queste comparazioni. Avanti ancora. Allora, questo è nel caso in cui invece la Lega corra da sola e Forza Italia e Fratelli d'Italia corrono assieme. Anche in questo caso per Fratelli d'Italia non cambia nulla perché ha sempre 3 seggi. Vedete? Andiamo avanti ancora. Questo nel caso in cui Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si presentino insieme. In totale sarebbero 35, ma anche in questo caso per Fratelli d'Italia non cambierebbe nulla. Non cambierebbe nulla. Allora, perché vi ho fatto questa comparazione? Per dirvi che questo che è un dato già vecchio, perché con i dati attuali noi non abbiamo 3 consiglieri, ma ne abbiamo 4 certi /5.
con l'attuale stima dell'8%. Se noi andiamo al 10%, scommessa con Giorgia Meloni, vuol dire che ne faremo minimo uno per provincia, le 5 province principali, con una ottima possibilità di avere anche spazio nelle altre 2 province. Allora, questo per dire che noi non abbiamo mai avuto incertezze sul dove collocarci. Lo sapete, no? Noi non abbiamo mai fatto il patto Nazareno, non abbiamo mai fatto i ciuci con i grillini, che sono una forza che sono logicamente di estrema sinistra, non abbiamo mai avuto sbandamenti, siamo sempre stati coerentemente collocati nel centro-destra. Noi auspichiamo che sia il governo del paese che il governo della regione si possa andare con tutto il centro-destra unito. Noi diciamo con chiarezza, per quello che ci riguarda, che al governo del paese noi non siamo favorevoli a qualsiasi tipo di governo tecnico, ma ci auguriamo che sia il governo locale che si vada a votare in modo tale da poter ripristinare un Parlamento espressione dei cittadini. Ma per quello che ci riguarda, anche per quanto riguarda la regione del Veneto, noi siamo coerentemente collocati nel centro-destra, non faremo mai alleanza con il centro-sinistra né con i grillini, però diciamo anche altrettanto chiaramente, per fare alleanza bisogna essere minimo 2. Ciò significa che noi non abbiamo incertezze su quello che si dovrebbe fare alle prossime regionali, cioè andare con tutto il centro-destra unito, ma nel caso in cui succedesse una cosa diversa, per Fratelli d'Italia non cambierebbe nulla ai fini del risultato finale. Perché dico questo? Non perché vogliamo favorire frizioni all'interno del centro-destra, ma neppure vogliamo che qualcuno viva nel terrore di essere scaricato. Vuol dire che noi dobbiamo continuare ad avere una posizione chiara, far capire che Fratelli d'Italia ha valori ideali che non sono negoziabili, far capire che una cosa è votare per Fratelli d'Italia e una cosa è votare per qualsiasi altro partito, e se noi continueremo a mantenere con chiarezza la nostra posizione, con coerenza, saremo sempre più premiati dal nostro elettorato. Quindi noi siamo pronti ad affrontare le prossime battaglie senza alcun complesso di inferiorità nei confronti di nessuno, senza temere di essere scaricati da nessuno, auspicando un rafforzamento del legame del centrodestra, ma pronti a qualsiasi evenienza, perché per quello che ci riguarda l'abbiamo già dimostrato, noi siamo leali, lo siamo sempre stati. Guardate che anche la Regione del Veneto, io ho sempre, così come ho fatto in altre amministrazioni, sempre garantito il voto di Fratelli d'Italia. Magari in più occasioni abbiamo detto anche che c'erano alcune cose che andavano perfezionate, non ho mai avuto il timore di alzare la voce quando vedevo che alcune cose potevano essere fatte meglio, e noi dobbiamo continuare a farlo per evitare di appiattirci sulle posizioni di altri partiti ed essere inevitabilmente fagocitati, perché o la gente capisce la differenza tra noi e i nostri alleati, o c'è il pericolo che la gente voti il più forte, che attualmente è qualcun altro, ma ci auguriamo che tra non molto saremo noi i più forti. Intanto noi ci prepariamo, siamo pronti ad ogni evenienza, siamo pronti alle prossime battaglie, avendo già la certezza di poter coronare con successo le nostre iniziative. Adesso, fatto questo tipo di chiarimento, per quello che ci riguarda, vi ho detto come andiamo, quali sono le regole, quali sono gli scenari possibili, però adesso bisogna anche che andiamo a chiarire come andiamo a prendere i voti dei nostri elettori e di un sempre maggior numero di persone che ci guardano con curiosità, con interesse, e ci auguriamo di poter annoverare tra i nostri nuovi elettori, oltre a consolidare quei nostri. Per fare in modo che si capisca quali sono le nostre posizioni, adesso io chiedo ai responsabili delle consulte tematiche di intervenire, interventi più brevi del mio, perché il mio doveva illustrare tutta la questione, massimo 10 minuti a testa, i responsabili delle consulte tematiche che ci chiariranno la posizione del partito per quanto riguarda le specifiche situazioni e le specifiche tematiche. Iniziamo da Simone Furlan, che è responsabile regionale della consulta per le imprese.